Siamo arrivati alla conclusione di questo progetto Isula. Oggi ci troviamo all'ultima tappa qua a Orta Cesus e siamo in compagnia di Daniele Puddu, il direttore del progetto. Quindi quali sono le conclusioni adesso che siamo arrivati al termine di queste tappe, anche di questo triennio alla fine? Sì, allora diciamo subito che questo è un progetto che teniamo molto, è un progetto che è nato anche dall'esigenza che abbiamo riscontrato di riscoprire i nostri territori, nel senso che le persone che abitano nei diversi paesi, nei diversi borghi della Sardegna, nei diversi territori, poi alla fine non si rendono davvero conto della ricchezza dell'ambiente in cui vivono. Perché? Perché sono cose che vengono date per scontate, perché magari nel nostro borgo c'è una bella chiesa romanica e la diamo per scontata perché ci andiamo a messa da quando siamo ragazzini, magari abbiamo fatto i chirichetti, per noi è sempre stata lì, non ci siamo mai resi conto davvero della loro bellezza. Oppure una struttura come quella di oggi, il Museo del Pane di Orta Cesus, una bellissima casa padronale molto ben tenuta, trasformata in museo, che per i locali magari è una cosa che hanno sempre visto, quindi per loro è una cosa scontata. Oppure pensiamo all'arte stessa di fare il pane. In molti paesi dell'interno si fa ancora il pane in famiglia e quindi vedere la mamma o la nonna che fa il pane è una cosa scontata, ma non lo è per niente. E quindi noi dobbiamo riuscire a prendere tutte queste piccole cose, che poi così piccole non sono, metterle assieme e valorizzarle con dei percorsi che le includano. E che includano soprattutto una modalità di fruizione esperienziale. Quindi esperienziale significa riuscire a creare delle esperienze uniche per i visitatori attivando tutti i loro sensi, quindi dall'udito all'olfatto, al gusto, alla vista e via dicendo. Perché? Perché queste sono anche le tendenze del mercato turistico internazionale, so che vengono soprattutto dai paesi nordici e sono persone che non vogliono fare il numero, o il classico turista dove il turismo che arriva col pullman, viene scaricato in un paese e si trova buttato in una realtà che in realtà è spersonalizzata. Vogliono invece riscoprire le realtà locali, vogliono scoprire come le persone vivono e quindi si vogliono immergere in questo ambiente e imparare a vivere come viviamo noi, a vivere come vivono le persone dei piccoli borghi, attraverso questa esperienza portarsi dietro qualcosa che nutre profondamente il loro spirito e che quindi permette anche loro di farsi ambasciatori di quello che hanno visto, di quello che hanno provato, di queste esperienze particolari e uniche, e quindi diventando loro ambasciatori fanno sì che si avvii un passaparola sia sui social sia nella vita reale, che nella nostra speranza, ma nella realtà poi dei fatti, perché funziona così, porterà sempre più persone a visitare questi paesi. Quindi un turismo particolare. Poi abbiamo visto che già dal principio fino adesso, che sono passati comunque 3 anni, abbiamo sempre incrementato più esperienze, giusto? E quindi ha portato questo anche tante soddisfazioni. Soprattutto abbiamo visto che le persone sono molto attente a questo discorso, nel senso hanno voglia di riscoprire le proprie radici, hanno voglia di valorizzarle, hanno voglia di fare in modo di non perdere Sugunnuttu, perché è quello che ci connette con i nostri avi, con la nostra storia, ed è bello quindi riuscire a creare un futuro che parta da tutto questo. Verissimo, ringraziamo Daniele anche per questo progetto e per quello che ci ha portato. Grazie Grazie a voi, mille. grazie a voi.